Quinta corsa dall'Arcoveggio, una prova per femmine di 3 anni, non vincitrici di 2.500 euro in carriera. Sono in 13 al via, l'1 Electra ZS, 2 Elizabeth Dino, 3 Emozione Cup, 4 Elettrica Trio, 5 Emily Tab, 6 Nora Trans R. In seconda fila 7 Vita dei Ri, 8 Election S, 9 Lodi VF, 10 Estelle, 11 Estrosa Risciò, 12 Evening Star Ferm. Terza fila 13 Elettra Miura TRN, 14 Ellie delle Naldine. Autostart che ha raccolto le concorrenti e si parte con la velocità da parte di Nora Transer che prova ad andare a condurre dal 6. Al suo interno prova l'opposizione Electra ZS che però non riesce a rimanere al comando e così Nora Trans in vantaggio su Electra ZS, le due più attese nelle prime posizioni. Terza rimane Elettrica Trio, la quale precede Emily Tab. Intanto i 200 metri iniziali se ne sono andati in 14,7 con Nora Trans che ora rallenta il ritmo, avanza all'esterno Emozione Cup, si porta allo scoperto, al largo anche Estelle, cerca di aggirarla e portarsi lei di fuori, ma Emozione Cup cerca di andare sulla testa. 31,5 per i primi 400 metri di corsa, rallentato in maniera abbastanza drastica Nora Transer che però ora deve accelerare perché sta arrivando Estelle al suo esterno. 48 per i primi 600 metri di corsa, passaggio davanti alle tribune con Nora Trans in vantaggio, Electra ZS in seconda posizione, Estelle di fuori con in pariglia Emozione Cup. Numero 13 poi Elettra Miura TRN squalificato. Elettrica Trio. Terza pariglia per Emily Tab, mentre prova ad avanzare in mezzo alla pista Evening Star Ferm, che era partita con molta cautela. Se ne vanno i primi 1000 metri di gara in 1.18,8, con Nora Trans in vantaggio, nella sua scia c'è Electra ZS. Prova a venire via ora con decisione Emily Tab, che scavalca la calante Estelle, si porta accanto a Nora Trans, prova ad impegnarla. È stato un 15,5 per la retta opposta alle tribune, Nora Transer in vantaggio, in seconda posizione sempre Electra ZS, di fuori Emily Tab, poi ancora Elettrica Trio, mentre numero ha sbagliato Evening Star Ferm. La piegata conclusiva passata in 15 da Nora Trans che è in vantaggio, Electra ZS sposta al suo esterno, va all'attacco, Nora Trans in vantaggio, Electra che dà il parziale, si difende Nora, attacca Electra, Electra ZS che passa e viene a vincere su Nora Transer. Al terzo posto Elettrica Trio, 29,6 a chiudere, intorno all'1,17,5 probabilmente il ragguaglio cronometrico, ma ha fatto 200 metri davvero importanti Electra ZS che ha spostato dalla schiena di Nora Transer, gli ha dato un attacco severissimo ed è venuta a batterla nel finale Antonio Di Nardo, Afrim Schmidra, colori della scuderia Horses Our Passion. Vittoria della figlia di Maraja e Aurora Bar che batte Nora Transer nel finale. Al terzo posto finisce Elettrica Trio.